Vietato fumare in piazza. A Portogruaro c'è la prima piazza veneta antifumo. Il divieto è stato innescato dall'ordinanza del sindaco che colpisce i trasgressori con multe da 25 a 500 euro. Insomma, ad accendere una sigaretta si rischia di bruciarsi. Certo, rispetterò l'ordinanza. Da settembre il decreto legge 104 del 2013 vieta il fumo durante l'orario scolastico, ma a Portogruaro il cortile dell'istituto Marco Belli è stato trasformato in piazza Marconi. Ed è questo il punto. Può la scuola vietare agli studenti di fumare in un luogo pubblico? Il preside ha risolto la questione chiedendo al sindaco di firmare un'ordinanza senza precedenti in Veneto. Io sapevo, prima di chiedere al Comune di aiutarmi nella gestione di questo problema, che in altre regioni, in altre città erano stati istituiti dei divieti di fumo all'aperto, quindi per me c'era una possibilità e evidentemente siamo andati su quella strada anche qui a Portogruaro. Così a Portogruaro è nata una delle prime piazze antifumo d'Italia, Sigarette Off Limits, anche all'aria aperta in nome della salute. E ormai diciamo opinione, non solo opinione, ma una consapevolezza di tutti che fumare nuoce gravemente alla salute, quindi la scuola deve essere promotrice anche di, come dire, di benessere, e quindi deve promuovere comportamenti che vadano in questa direzione. In piazza Marconi il divieto di fumo vige mezz'ora prima delle elezioni, mezz'ora dopo la fine e durante la ricreazione. Adesso però le sigarette saranno vietate anche ai passanti e questo a molti non va giù. Lo spazio è aperto, no? dove è stato instaurato questo divieto. Non vedo perché non si possa fumare all'aperto, insomma, sinceramente non mi sembra una cosa antipedagogica. Tendenzialmente sono abbastanza io libertario, quindi io non sono per i divieti. In giro si vede gente che fuma e non è per quelle 5 ore di lezione a scuola che si vede la persona fumare che impedisce ai ragazzi di fumare. Lo sa che se lei passasse da quella piazza durante quell'orario dovrebbe spegnere anche lei la cicca? No, ma sì, ma io sto camminando, non sto fermo lì, che fumo e do fastidio agli altri. Sì, cammino, fumo e... Lei non la spegne se passa da piazza Marconi? Ma no, non la spegno, no, ma che scherziamo? Su, dai. Oh.